Odi e Tamo continuare a soffrire o a vincere dopo la prima, si possono capire già molte cose. Amici di Sportisli, ciao da Salva Geraci, benvenuti al Salvatore Lentini di Mistretta, provincia di Messina, Mistretta Aspra, seconda giornata del girone B di promozione siciliana. Affidabilità in mezzo al campo, esce va, colpo di testa di Vitrano, pallone sul fondo. E allora Cuccia verso i Mesi a puntare Yatta, lo supera nel passaggio che effettua, poi Vitrano incrocia, Faliva l'ha presa, Vitrano arriva a Yatta, recupera il pallone, serve dietro, Rossano, cross sul secondo palo, colpo di testa, il pallone esce di poco, Priuiti, attenzione al pallone che scorre, tocco di braccio di Yatta, si continua, possesso Aspra, attenzione al tiro di Palazzo, traversa, arriva anche Giovanni D'Amico, Aspra a un passo dall'1-0. Il tiro di Spanò, Ferrara, mani aperte, traversa, il pallone rimane in area di rigore, allontanato, poi il tentativo da fuori, lancio lungo di Procida, Yatta di testa, filetto contro Palazzo, vince il duello l'ex Mazzara, il tacco di Vitrano, c'è il tiro al volo, sul secondo palo, Immesi. Parte Palazzo dentro, il pallone attraversa l'area di rigore, c'è il colpo di testa di D'Angelo, Aspra in vantaggio con l'ex Misilmeri, 1-0. Perché si è alzata una vampata di fumo, occhio a Vitrano per vie centrali, Vitrano area di rigore, finta su Provenzano, c'è il tiro all'improvviso di Albeggiano, la parata di Va, la giocata provata da Provenzale, Rossano, vediamo se la piazza, sì, alta, ancora Rossano, non può puntare più di tanto, sorta di tiro, cross sopra la traversa, un po' di paura l'ha messa Ferrara, dietro Vito Lombardo, sale Yatta, palla al piede, pressione, c'è il passaggio verso Rossano, c'è il tiro, potenziale al gol, il gol di Rossano, eccolo il colpo, il pareggio del Mistretta, esulta tutto il Lentini, 1-1. La via di scorrimento alle spalle di Ferrara, il gol di Alessio Rossano, il primo con la maglia del Mistretta. Esce Spanò, al suo posto entra Jin Kang. Lancia a cercare Jin Kang, pressato da Procida, il pallone viene preso comunque dal Mistretta, lanciato a Jin Kang, esce Ferrara, riposo Jin Kang, porta vuota, Jin Kang, colpo di testa, il gol di Jin Kang, la rivolta, il Mistretta, esplode nuovamente il Lentini, dalla panchina, Mamadi, Jin Kang. Mazzotta, è un regalo per il Mistretta, ma c'è il triplice fischio, il Mistretta compie il colpo contro l'Aspra, finisce 2-1 in rimonta al gol di D'Angelo, le reti di Rossano, ma soprattutto di Jin Kang dalla panchina.